Allora, comandante, cosa significa ricoprire un ruolo di così grande responsabilità? È assolutamente, come ha detto lei, un ruolo di responsabilità, un ruolo importante, è sicuramente un ruolo che dà grande soddisfazione per l'impegno che bisogna mostrare quotidianamente. Sono estremamente contento di essere giunto qui e sicuramente sento la responsabilità del reparto e del comando. Catania è una piazza particolarmente, diciamo, impegnativa. Quali saranno le azioni della Guardia di Finanza a cominciare appunto dall'inizio del suo mandato? Sicuramente sono appena arrivato, quindi non posso da questo momento progettare quello che sarà il futuro, ma una cosa è certa, continuerò nel solco di quello che è l'operato quotidiano della Guardia di Finanza in loco. Quali sono i settori particolarmente critici in una città come Catania? Diciamo che la Guardia di Finanza si occupa sia di polizia tributaria che di polizia giudiziaria, e il reparto del corpo che ho assunto il comando ha un impegno su più fronti. Continuerò in questo solco, continuerò in queste attività mostrando il massimo impegno quotidianamente. Provengo dal nucleo polizia tributaria della Guardia di Finanza di Torino, dove prestavo servizio presso il gruppo investigazione criminalità organizzata. Da oggi assumo il comando del gruppo territoriale di Catania e con grande soddisfazione inizia questa nuova avventura.